San Giovanni Suergio, Elvira Usai, alla quale do il benvenuto. Buongiorno Elvira. Grazie, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Insomma, Elvira Usai, da giugno dello scorso anno sindaco di San Giovanni Suergio, un passato anche da giornalista del gruppo L'Unione Sarda, Videolina, tra l'altro anche mia collega, devo dire la verità, su Radio Star per diverse stagioni ha fatto una bellissima trasmissione di successo sulla nostra emittente radiofonica di Carconia. Insomma, sei anche tra l'altro una sportiva, possiamo darci tu perché siamo colleghi, quindi Sì. sei anche una sportiva Elvira, no? Stai facendo ancora attività sportiva in questo momento? No, non tanto, non c'è più tempo. E in più ti occupi anche di progetti di comunicazione e marketing per varie aziende, no? Benissimo, allora partiamo subito per quanto riguarda un resoconto di questo primo anno da sindaco a San Giovanni Suergio. A te la parola. È stato un anno sicuramente impegnativo, molto difficile perché comunque abbiamo avuto un'eredità pesante, però è stato anche un anno che abbiamo affrontato con molto entusiasmo, con tutta la squadra, la mia maggioranza, con il gruppo della Giunta, per portare avanti appunto tutte le questioni che da tempo erano rimaste in sospeso per via della gestione commissariale e per far riprendere, diciamo, il funzionamento di consuetudine della macchina comunale. Abbiamo sicuramente trovato tante problematiche, una su tutte che non rivendico solo io come comune, ma è un po' una delle questioni che attanaglia tutti gli amministratori comunali, tutti i comuni della nostra zona, e cioè la carenza del personale. Ormai le risorse umane nei nostri enti pubblici e enti locali sono veramente ridotte all'osso, quindi portare avanti tutti i servizi sta diventando veramente un'impresa ardua. E poi è stato un anno comunque carico anche di qualche soddisfazione, perché siamo riusciti a recuperare dei finanziamenti che pensavamo appunto di aver perduto, e proprio in questi giorni, insomma in questo periodo, visto il tanto lavorio all'interno del comune nell'ambito di un anno solare, adesso iniziano anche tutti i lavori pubblici, stanno iniziando i lavori pubblici, quindi abbiamo anche dato un input dopo aver recuperato i finanziamenti ai lavori pubblici in paese. Abbiamo trovato tutti gli appalti scaduti, quindi c'è stato veramente un lavoro intenso per poter ripristinare i servizi essenziali. E anche per quanto riguarda appunto la gestione delle risorse all'interno dell'amministrazione stessa. Quindi un anno impegnativo, ecco, dove si è lavorato tanto e si sono poste le basi, la programmazione per i prossimi 4 anni. A dimostrazione del fatto, insomma, che ovviamente amministrare un paese piccolo o una grande città crea sempre sicuramente tante problematiche, ma Elvira si sta comportando, almeno a detta dei cittadini che ho frequentato a San Giovanni Suergio, sta governando, direi, molto bene. E parliamo appunto di lavori pubblici, cara Elvira, tu che sei anche una sportiva, possiamo un po' divulgare quello che avverrà prestissimo nel prossimo futuro, anche per quanto riguarda magari gli impianti sportivi, è molto importante, no? Esattamente, uno dei finanziamenti che siamo riusciti a riportare in amministrazione è quello della messa in sicurezza e ripristino degli impianti sportivi per un valore di 300.000 euro, e la settimana prossima appunto iniziano i lavori e gli interventi sugli impianti sportivi, sul campo sportivo da calcio comunale, sulla palestra comunale e sui campi da tennis, così come da progetto che come tutti conoscono. Quindi questo è uno dei risultati più interessanti che possiamo appunto vantare a beneficio della nostra comunità, così come sono appena terminati per esempio i lavori di ingresso al paese con la strada principale, la via Vittorio Emanuele, che si interseca con via Portobotte. Abbiamo appunto ripristinato la prima parte, adesso andremo ad arredarla un attimino a farne un salotto così buono del paese d'ingresso al nostro bel paese, e questo è anche un altro dei risultati che stiamo andando a garantire in questi giorni. È giusto che avessimo appunto riaperto questa strada, che è la strada principale, quella storica di ingresso al nostro paese. E poi ci sono ovviamente tutti quei lavori pubblici che si erano bloccati e per le note vicende giudiziarie e perché appunto o mancavano i finanziamenti o c'erano problematiche di vario genere.
soprattutto le rotatorie. Tu saprai perché appunto viaggi in lungo e largo nel Sulcis Iglesiente, le 2 rotatorie sulla statale 126 sicuramente sono il peggior biglietto da visita per il nostro paese. Ecco, dopo un anno di intenso lavoro tra avvocati, noi come amministrazione e vari interventi, siamo riusciti a sbloccare la difficile situazione delle rotatorie e stiamo aspettando solamente l'ANAS che nei prossimi giorni ci darà la proroga per metterle in sicurezza, finire appunto quei lavori nelle 2 che già abbiamo, per poi avviare la terza che dovrà essere realizzata. Un altro problema che abbiamo risolto abbastanza interessante è lo sbanchinamento della foce del Rio Parma. Se lì stiamo parlando di una zona di alto interesse ambientale, dove appunto è presente un'avifauna, una flora del tutto particolare, un'oasi di rara bellezza, ma anche e soprattutto un punto del nostro litorale dove esiste anche una certa economia di pescatori, quindi ecco, ripristinare, far sfociare di nuovo il fiume a mare con l'intervento proprio in questi giorni, tra ieri e oggi, degli enti preposti è sicuramente un risultato per evitare quello che tutti temevano come danno ambientale, quindi come grosse ripercussioni sia per quanto riguarda l'ambiente che per quanto riguarda l'economia dei pescatori. E abbiamo fatto interventi sulla viabilità, abbiamo fatto anche degli interventi soprattutto di pulizia dei canali. Oramai tra disastri diciamo a livello climatico che si sentono spesso a causa non solo delle improvvise e abbondanti piogge, ma anche da parte dell'incuria dell'uomo, insomma abbiamo voluto prevenire e fare una pulizia dei canali del nostro territorio che almeno venivano puliti da molti anni. Siamo intervenuti anche su una questione che io reputo di grande civiltà, il cimitero. Siamo arrivati che non c'erano loculi, assolutamente non c'era un posto, è un problema questo molto, molto importante per la comunità appunto di grande civiltà. Abbiamo costruito il primo blocco, siamo di nuovo in apnea perché li abbiamo terminati purtroppo per noi e per la nostra popolazione, quindi ci apprestiamo adesso in questi giorni di nuovo a costruirne un secondo blocco. Reputiamo appunto che la cura del cimitero, la posizione dei loculi siano dei segnali per una comunità abbastanza importanti e ci apprestiamo anche di nuovo a progettare e a chiedere i finanziamenti che ho visto che la Regione Sardegna sta mettendo a disposizione per gli ampliamenti delle zone cimiteriali. Mi va di annunciare anche la totale fine dei lavori e ristrutturazione della chiesa romanica di Palma. Esattamente un anno fa togliemmo appunto l'ordinanza che ne impediva l'accesso con un grande lavorio in collaborazione con la soprintendenza e la diocesi di Iglesias. Insomma siamo arrivati a stilare una serie di lavori e di interventi da fare che a oggi abbiamo concluso e quindi si spera che sia fruibile, e anche e soprattutto poi gli interventi sull'edilizia scolastica. Non dimentichiamo che abbiamo fatto dei grossi interventi, ce ne prestiamo a farne altri attraverso i finanziamenti dei progetti scuola, quindi abbiamo cercato di intervenire su più fronti contemporaneamente. Insomma, un carnet, come avete sentito dal nostro sindaco di San Giovanni Suero, davvero invidiabile, di cose da fare, di cose che si stanno facendo. E una mia curiosità, Elvira, come ho detto prima, ci diamo tu perché siamo colleghi anche giornalistici, chiamiamo così. Ecco, per quanto concerne la vecchia centrale dell'Enel, del ventennio fascista, lì non c'è nessun progetto, credo che appartenga al tuo comune. Sì, in questo momento, come abbiamo anche spesso detto nell'arco dell'anno ai nostri cittadini, a chi come te aveva la curiosità di sapere, non abbiamo voluto mettere di proposito questo intervento all'interno del nostro programma elettorale di questi 5 anni, proprio perché reputiamo di non dover fare più errori su questa grande e importante struttura di archeologia industriale che abbiamo. Quindi per evitare è giusto che adesso ci limitiamo appunto a risollevare le sorti del paese
e altri sistemare quello che sono appunto i punti le priorità del programma elettorale, e poi contiamo però magari anche prima che finisca il mandato, insomma, di poterci anche pensare, già se siamo ben messi, poter pensare a eventuali progetti e a eventuali, diciamo, soluzioni per un gioiello di questo tipo. Ecco, per quanto concerne invece, cambiando argomento, certo, sempre per quanto riguarda il comune di San Giovanni Suerio, passiamo un po' al discorso della cultura, dell'archeologia e del turismo, cosa serve per incrementare appunto in questi campi il suo territorio, insomma, incrementare la parte anche economica, no? Ecco, abbiamo spesso detto in campagna elettorale e tuttora lo ripetiamo che il Paese può svilupparsi solamente se si basa su quella che abbiamo spesso definito come economia del paesaggio. Noi abbiamo tutta una serie di risorse, non solo di tipo naturalistico ma anche di tipo archeologico e anche gastronomico, per cui potremmo sicuramente diciamo, individuare quello che è lo sviluppo economico del prossimo futuro, ecco, delle prossime generazioni su queste direttive. Stiamo puntando moltissimo sulla cultura e sull'archeologia con dei fatti concreti, voglio dire, la chiesa romanica di Palmas è un fatto concreto che l'abbiamo ristrutturata, ci abbiamo messo dei soldi sopra e l'abbiamo riportata al suo splendore. La necropoli di Slocis Sanctus, come già in passato, adesso si va sempre più verso la sua valorizzazione e la sua fruizione. Abbiamo ulteriormente incrementato i finanziamenti per gli scavi a Nuraghe e Candelaggio, che si riavviano come ogni anno intorno a settembre-ottobre, quindi atti concreti che portano alla luce, valorizzano le nostre bellezze, ecco, archeologiche, le nostre emergenze archeologiche, e che sicuramente rappresentano una via di sviluppo, insieme ovviamente a quello, diciamo, all'aspetto gastronomico e all'aspetto turistico in sé stesso. Non dimentichiamo che i nostri litorali si prestano tantissimo, per esempio, per gli sport estremi, no? Più che altro kitesurf e vela, insomma, di sport di questo tipo che possono essere praticati quasi tutto l'anno. Ecco, ci stiamo impegnando nella redazione del piano unico dei litorali per favorire appunto lo sviluppo turistico sul fronte sportivo. Ecco, qui ti interrompo perché pochi sanno che vengono tantissimi turisti sull'argomento che sta affrontando proprio il nostro sindaco di San Giovanni Suerio, tantissimi turisti da Nord Europa, non lo sapevo nemmeno io, sì. Dalla Norvegia, dalla Svezia, loro sono amanti di quel pezzo di mare, appunto credo si chiami Santa Caterina, quella zona lì. Si chiama Punte Dretto, meglio. Tra Punte Dretto, dove c'è una scuola, e anche Porto Vote, dove c'è un'altra scuola, esatto, sempre di pertinenza di San Giovanni Suergio. Queste due scuole praticamente attirano sportivi di kitesurf, atleti di questo tipo da tutto il nord Europa, e questo è una, diciamo, è una nota di grande prestigio per noi, e noi dobbiamo puntare molto su questa modalità di sviluppo economico del nostro litorale. Non dimentichiamo anche l'agricoltura. Sul fronte dell'agricoltura praticamente riusciamo a portare avanti una serie di progetti molto particolari. Questo perché ci sono molti giovani che a San Giovanni Suergio ormai stanno riscoprendo, diciamo, l'interesse e la motivazione a fare gli agricoltori diretti, a fare i coltivatori. Il nostro territorio si presta benissimo alla coltivazione di determinati prodotti, e stiamo incentivando soprattutto un progetto particolare, che è un progetto che riguarda un nostro prodotto tipico, però non mi va ancora di svelarlo perché stiamo appunto facendo gli atti amministrativi, stiamo facendo siamo un po' in fase embrionale, in contatto con il Ministero e la Regione Sardegna, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, quindi ci va, ecco, adesso di mantenere ancora un po' di riserva fino a quando non avremo avviato del tutto il progetto. Ecco, parliamo invece, entriamo nel settore dei servizi sociali, sempre molto importante, e mi risulta che siete vicini all'apertura anche di nuovi cantieri, no? Sì, Ce ne parli? sì, i servizi sociali
nonostante i numerosi tagli della Regione Sardegna, i mancati trasferimenti rispetto a tutto quello che veniva offerto come servizio alcuni anni fa, si difendono ancora bene. Lo dico perché ci sono professionalità che ancora portano in alto, ecco, la bandiera dell'aiuto e del sostentamento di tutti quelli che sono i nostri cittadini in difficoltà. Per quanto riguarda appunto gli aiuti che provengono dalla Regione Sardegna, come già facevo quando ero assessore ai servizi sociali, nella mia precedente esperienza, anche ora, ecco, si dirottano queste somme, questi finanziamenti per l'apertura di cantieri sociali, dove le persone appunto non ricevono solamente un mero diciamo assegno di sostegno, e si rendono invece utili per la comunità, espletando un lavoro vero e proprio, e questo gli consente di reinserirsi, ecco, anche nel mondo del lavoro, di avere nuovamente una dignità lavorativa che purtroppo hanno perso perché la disoccupazione, la mancanza di lavoro, l'economia che è crollata, insomma, ha portato i nostri territori veramente a conoscere periodi bui da questo punto di vista. Intanto naturalmente ci sono anche dei nuovi servizi per quanto riguarda per esempio InfoPoint e anche l'informatizzazione, no? Sì, l'informatizzazione e la trasparenza amministrativa sono sicuramente degli obblighi di legge, ma sono quegli aspetti su cui si è voluto intervenire in prima linea e istantaneamente, con un nuovo sito internet, un nuovo sito istituzionale, con l'apertura di una pagina sui social network per mostrare la vicinanza ai nostri cittadini. Cioè l'amministrazione non parla solo attraverso atti amministrativi che possono essere portati in giunta o in consiglio comunale, parla anche attraverso tutta una serie di informazioni che vengono catalogate, inserite e quindi prodotte a beneficio della cittadinanza attraverso un sito internet istituzionale e ovviamente una pagina sui social network che è più immediata, soprattutto se dobbiamo parlare, ecco, di informazioni di pubblica utilità come un'allerta meteo oppure un'informazione, ecco, molto veloce da dare ai cittadini. L'InfoPoint turistico era uno dei nostri punti del programma elettorale a cui tenevamo tantissimo, a cui teniamo tantissimo. Siamo riusciti a realizzarlo all'interno proprio del nostro comune, del municipio, dello Stabile, e cerchiamo appunto di fare di tutto affinché questo InfoPoint sia il nostro biglietto da visita. Il paese ha bisogno di risalire la china, di essere conosciuto, di dare, ecco, un'immagine di se stesso diversa da quella che purtroppo si è trascinata negli ultimi anni, per cui questo è uno degli strumenti, insieme a quello che ho detto in precedenza, utili per poter riportare San Giovanni Suergiu alla sua posizione privilegiata e baricentrica nell'ambito del nostro territorio. Come l'InfoPoint, anche altri servizi tipo l'Ecocentro, che adesso è ultimato ma verrà sicuramente inserito nel prossimo bando di appalto per la nettezza urbana, quindi un servizio in più che verrà inserito in quell'appalto, di cui beneficeranno non appena si termineranno le fasi della gara. Ecco, siamo arrivati quasi al culmine di questo nostro appuntamento odierno a Tu per Tu, una trasmissione curata, ideata e condotta da Renato Toscano, con Claudio Rusu alla parte tecnica. Naturalmente, prima della chiusura, cosa vuoi comunicare ai tuoi cittadini di San Giovanni Suergiu e del territorio? Ma alla mia comunità innanzitutto voglio fare un ringraziamento perché in questo primo anno di amministrazione hanno avuto tanta pazienza, hanno saputo attendere i primi risultati, hanno capito che il primo anno di amministrazione sarebbe stato difficile dal punto di vista degli atti amministrativi, della sistemazione della macchina burocratica, quindi
Io ho trovato veramente che i miei concittadini sono stati pazienti, si sono presentati in comune, sono stati molto collaborativi, ci scrivono, ci segnalano le cose che ovviamente non funzionano, si prestano, collaborano tantissimo. Noi abbiamo tante associazioni che in questo anno con noi hanno realizzato delle manifestazioni molto importanti, quindi è un valore sicuramente aggiunto per un'amministrazione comunale, per un paese, quello di avere tante associazioni che collaborano, così come tanti cittadini che hanno riscoperto, ecco, il piacere di avvicinarsi agli aspetti istituzionali, ai lavori del comune, dell'amministrazione, e quindi c'è un'interazione che io mi auspico possa procedere ancora per i prossimi anni di mandato. Quindi non smettete mai, ecco, di venire a chiedere, di porvi delle domande, dei dubbi, di collaborare, perché ci sono certi risultati che si ottengono solo se i cittadini continuano a mostrare quel grande senso civico che hanno mostrato già in questo primo anno. Quindi io prima di tutto li ringrazio per la collaborazione e per la pazienza che hanno avuto, e speriamo che questi primi risultati e i prossimi che verranno possano essere di loro gradimento e soddisfare le loro aspettative, che, ripeto, erano aspettative molto elevate visto la grande fiducia che ci hanno dato l'anno scorso. Benissimo, si chiude qui l'appuntamento odierno a Tu per Tu in questa trasmissione dove chiaramente avremo tantissimi ospiti giorno dopo giorno qui nella nostra redazione giornalistica di telesardegnanetwork.com, anche in diretta. Grazie naturalmente al sindaco Elvira Usai che è venuta qui, ti ringrazio e ti do anche la mano, grazie alla mia collega giornalista, ringrazio anche Claudio Lusu alla parte tecnica, da Renato Scavo. L'appuntamento è per domani, ciao a tutti, buona giornata.